Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Nei giorni scorsi mi sono trovato involontariamente testimone di una multa inflitta sul treno Venezia a una coppia di turisti inglesi e al loro figlio. 150 euro, pensate, per aver acquistato il biglietto ed essere saliti a bordo senza obliterare. Naturalmente i tre stranieri hanno pagato subito il controllore ma hanno chiesto chiarimenti. Lui in 3 parole ha spiegato che il biglietto va timbrato e si è dimostrato irremovibile nonostante gli inglesi avessero chiesto dove fosse indicato in stazione quest'obbligo. Ed effettivamente a Venezia, città che ogni anno accoglie milioni di visitatori, manca un altoparlante che annuncia il dovere di timbrare il biglietto o anche un semplice annuncio in più lingue. Basterebbero inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese, giapponese, inserito negli schermi ormai divenuti piccolissimi che informano sugli orari e sui binari di partenza. Inizia così la lettera che Franco Manzato, vice governatore del Veneto, ha scritto a Renato Chisso, assessore alla mobilità della regione, per raccontare un episodio che definire raccapricciante è poco.